1 a 2 giorni per indagare sul rapporto tra Pirandello e Sciascia. Lei è l'ideatore di questa iniziativa, perché? Perché innanzitutto ricorre il centenario di Sciascia e poi perché è legato a questa terra meravigliosa, ma direi anche sfortunata, c'è il grande premio Nobel che è Luigi Pirandello. Abbiamo fuso queste due personalità straordinarie di questa terra meravigliosa, come dicevo prima, ma anche piena di contraddizioni, e abbiamo trovato la sintesi nel prospettare questo progetto al Dipartimento dei Beni Culturali, all'assessore Samonà, che lo ha subito sposato insieme al presidente della regione Nello Musumeci. Assessore Samona, oggi qui ad Agrigento per rendere omaggio a Pirandello e Sciascia e anche per celebrare il centenario della nascita dello scrittore di Regal Petra. È una 2 giorni organizzata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Agrigento sul rapporto tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia, a compimento, potremmo dire, di un anno che è stato contrassegnato dal centenario sciasciano, che ha visto molte manifestazioni in giro per la Sicilia, ovviamente a Racalmuto, ed è una 2 giorni attraverso vari linguaggi: il linguaggio della musica, il linguaggio della narrazione, il racconto, che ci restituisce una dimensione filiale, in un certo senso, tra Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia, come proprio Sciascia ebbe a dire. È il rapporto fra padre e figlio, è un rapporto dapprima conflittuale e poi un rapporto che si risolve nella maturità. Ecco, è bella questa visione di Leonardo Sciascia rispetto a Pirandello, perché in una dimensione di riacquisizione della memoria potremmo dire che noi oggi siamo figli di due padri letterari, e sono appunto Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia, che hanno reso onore non soltanto ovviamente al territorio di Girgenti, di Racalmuto e alla Sicilia, ma sono due scrittori del Novecento europeo che, come stiamo facendo come regione siciliana, devono giustamente comporre il pantheon della grande letteratura europea, di cui inevitabilmente e per destino fanno parte. Una mostra fotografica dedicata a Sciascia e Pirandello, le ha curate, le ha scattate il fotografo Angelo Pitrone. Sì, sono complessivamente circa 46 immagini, metà in bianco e nero, l'altra metà a colori, e raccontano la vita e i ritratti di due grossi scrittori di questa terra, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia. Ovviamente le immagini di Luigi Pirandello non mi appartengono, nel senso che non le ho scattate io, ma quantomeno le ho scelte nell'archivio della soprintendenza, mentre quelle di Sciascia appartengono al mio vissuto, in quanto io ho avuto l'opportunità di frequentarne la casa fin dalla metà degli anni '80, e in quelle occasioni e in altre poi pubbliche e private ho avuto l'opportunità di trarne dei ritratti dove emerge l'uomo, dove emerge diciamo la sua personalità, almeno così era nelle mie intenzioni e nelle sue. C'è una dedica che lui mi rilascia in uno dei ritratti che adesso è qua in mostra, ma che è in copia ovviamente, e lui in questa dedica dice Pitrone, in questa foto di Angelo Pitrone, io in quanto personaggio, Pirandello è vicino, quindi lui aveva sempre avuto l'idea della maschera, del personaggio, dell'immagine in quanto interpretazione della figura. Le altre immagini invece sono dei luoghi e sono successive ovviamente ai ritratti, le ultime, quelle di Racalmuto, sono di questi ultimi anni e vogliono raccontare i luoghi che in qualche modo ha vissuto, ripercorrendo quella che è una tradizione consolidata ormai nella fotografia italiana dopo Luigi Ghirri, che cerca nel paesaggio un archetipo e una nuova visione
del nostro paese. Nel nostro caso è un paesaggio che sposa la letteratura e in questo senso racconta una Sicilia diversa e alternativa.